Allora, cari amici, siamo qui con la poetessa alcamese Mimma Raspanti che parteciperà a questo raduno poetico Isola di Favignana che, ripeto, si terrà qui a rilievo presso la struttura ricettiva Rocche Draele. Mimma, allora, la tua partecipazione qui, era un bel po' che non ci vedevamo, mi ha fatto piacere vederti qui insieme a tanti altri amici e poeti della provincia di Trapani, ma anche di altre province della Sicilia. Che opera presenterai e che aspettative hai dopo questo evento? E allora io presenterò una poesia che ho scritto recentemente, rivolta a tutti i poeti, mi auguro che non se la prendano un po' troppo. E, niente, aspettative niente, sono felice di essere qui, di partecipare, incontrare sempre i poeti che conosco già da tanto tempo, anche nuovi poeti, insomma passeremo una bella giornata all'insegna della poesia e dell'amicizia. Mimma, ti posso chiedere di recitare la poesia che diciamo presenterai oggi a questo raduno? Senz'altro. Allora, la conosco a memoria, però ho il foglio davanti perché non si può sapere mai. Allora, la poesia si intitola Poesia quasi nuova, è una poesia in dialetto. Non scrivo più poesia per fare funga, ci basta lo sciallascio dello mondo. Non spremo più lo cuore alla merugia per quattro versi che ferriano un turno a vecchie storie, cose ormai passate che un danno all'uomo non un giovamento. La naca, lo pace, le cucinate, le tradizioni, ormai sono come un vento che si ti lascia ancora l'uso segno, ma poi scompare, vola, va lontano. Poeta, non voglio essere di legno vecchio senza futuro un tale mano, voglio di novità essere madre, ma basta antica sta mania di rima. Portiamo un vento nuovo, tutte nuaci, un cambiamento, niente è come prima. Scordatevi poeti di lamenti di passato e dati agli avversi che durano valore allo presente, con tutti i sorrisi più diversi. Oggi è la vita, l'oggi è il mutamento, oggi è il tempo giusto per parlare, di argomentare senza pentimento discorsi che poesia fa risvegliare. Chissà ciò, si può scrivere d'amori, è vero, è storia vecchia, ma di cori. È l'unico argomento di valori che resta pure quando tutto muore. Grazie Mimma, bellissima poesia, sicuramente sarà un successo, grazie.